Lunedì 29 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Vedremo dopo il trionfo di Sinner nello slam quanto conta nello sport la psicologia. Poi le nuove tendenze, le tendenze del momento emerse nel Salone delle Nozze di Mister Bianco, salone nazionale, ormai lo conoscono tutti. E infine Messina, città record della differenziata, pensate più avanti non solo di Roma ma anche di Bari, anche di Genova e di tante altre città. Ma prima di tutto agricoltori di nuovo sul piede di guerra, presidio di oltre 200 trattori nell'Ennese ieri, molti i motivi delle proteste, limitazioni imposte dall'Unione Europea, per esempio nell'uso dei pesticidi che fanno naturalmente diminuire la produzione, oltre all'aumento delle materie prime e delle tasse. Presidi in tutta Italia, quindi non solo in Sicilia, ma anche in Germania e anche in Francia. Vediamo. Quando devo vendere il grano? Ma chi sono? Io ho 200 ettari di terreni e guadagno molto meno di un operaio. Manifestano a gran voce contro le politiche comunitarie che starebbero uccidendo l'agricoltura. Si allarga il fronte della protesta con presidi in tutta la Sicilia e blocchi stradali in tutta Italia, da Pescara ad Orte sulla 1 fino a Porto Marghera, fino a varcare anche i confini nazionali ed arrivare in Francia e Germania. La Sicilia alza la voce e proprio dal cuore dell'isola, esattamente nella Val di Taino, si sono radunati oltre 200 trattori per celebrare anche il funerale dell'agricoltura. Leggiamo testualmente questo necrologio simbolico. Dopo lungo e penoso disinteresse della politica agricola è venuta a mancare l'agricoltura. E siamo nella valle del Dittaino, dove è in corso la protesta di decine e decine di agricoltori siciliani che protestano contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Simbolico anche questo trattore con la croce. Senza agricoltori non si mangia. State calpestando i nostri sacrifici, allevatori e agricoltori in croce. Avete rovinato il futuro dei nostri giovani. Slogan improvvisati e tutti contro un unico denominatore, ovvero le politiche comunitarie. E sono uno di quelli incroci, perché non possiamo sostenere più le nostre aziende. E manca il foraggio per gli animali e non sappiamo dove comprarlo, perché ne mancano i soldi, in primis. Noi quando dobbiamo smerciare la carne ce la pagano pochissimo. Non ce la pagano nulla, la dobbiamo dare gratis. Variegati i motivi della protesta contro Bruxelles, dal costo delle materie prime al no alla carne sintetica, allo spettro della farina di grillo e ad un altro nemico, ovvero il fotovoltaico, con interessi che ruotano attorno a quest'asset. Fronte caldo anche a Castelvetrano. Si fa una politica per indurre gli agricoltori a lasciare le terre incolte, si fa una politica per indurre gli agricoltori al fotovoltaico. Si fa una politica di non valorizzare i nostri prodotti e il nostro Made in Italy e ce ne accorgiamo con le politiche anche che fa l'Europa, che sono deleterie per il reparto degli agricoltori. Gli allevatori siciliani si dicono pronti a marciare su Roma per protestare sotto i palazzi di potere, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un lungo post su Facebook si è schierato dalla parte degli agricoltori senza se e senza ma. Quindi gli agricoltori continua e tra poco vedremo sui quotidiani di oggi con la nostra Emanuela che cosa si dice. Intanto a Messina c'è allo studio un sistema di viabilità che per molti è un salto nel futuro, quello della metropolitana del mare, un progetto che è stato già presentato, adesso si punterà naturalmente ai fondi dell'Unione Europea per la mobilità sostenibile. Vediamo di che si tratta. Messina studia nuovi sistemi di mobilità e come non prendere in considerazione quella strada che c'è sotto gli occhi di tutti, il mare. Una ipotesi, quella della metropolitana del mare, che sembra visionaria ma che potrebbe diventare realtà. Intanto il progetto di fattibilità tecnico-economico c'è ed è stato presentato anche ai consiglieri comunali. A prevederlo il piano urbano della mobilità sostenibile, mezzi veloci con capienza media di 200 posti, 5 fermate per collegare la zona sud a Torrefaro, bypassando tutto il traffico gommato cittadino. Poter attraversare la città da Tremestieri a Torrefaro in tempi relativamente brevi e soprattutto poterlo utilizzare in alcune parti e componenti del territorio che poi sono quelle più funzionalmente rilevanti, mi riferisco al centro, mi riferisco al trasporto soprattutto per lavoro, per studio, secondo me può diventare una validissima alternativa all'attuale trasporto sia per questioni economiche ma soprattutto per questioni di tempo.
Il numero delle stazioni peraltro aiuta a snellire il traffico attualmente su gomma e a non frammentare oltremodo il territorio costiero, perché ovviamente se noi dobbiamo raggiungere una località partendo da Torrefaro anziché da Tremestieri, è chiaro che se frammentiamo oltremodo questi percorsi, anziché starci 20 minuti, mezz'ora, ci sia un'ora e mezza, allora io preferirei prendere la macchina e non abbiamo risolto il problema. Nel progetto c'è anche la possibilità di collegamenti con la sponda Calabra, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Bagnara, ma soprattutto un'integrazione con il progetto del ponte sullo Stretto. 18 milioni di euro necessari per i quali si attende un bando comunitario, mentre per la gestione annuale i costi preventivati sono di circa 1 milione di euro con ricavi di poco superiori. Belle, bellissime queste immagini del futuro. Torniamo alle cose di oggi, al calcio, alla delusione ai fischi per il Catania che non va oltre il pari contro il Monopoli. Cicirelli illude, ma poi gli ospiti in 10 uomini acciuffano l'1-1 con Bizzotto. A fine gara l'amarezza dei tifosi e di Lucarelli. Vediamo. È un pareggio che equivale ad una mezza sconfitta, per come è maturato e per come si erano messe le cose, con un gol di vantaggio ed un uomo in più sul campo per oltre 40 minuti. Il Catania decide invece di rovinare la festa agli oltre 14.000 del Massimino, facendosi raggiungere dal Monopoli. Le bordate di fischi a fine gara sono la colonna sonora di una prestazione da dimenticare e che fa il paio con la sconfitta in Coppa Italia contro il Rimini. Si chiude nel peggiore dei modi una settimana che poteva dare slancio alle ambizioni dei rosso-azzurri e che invece rischia di compromettere gran parte degli obiettivi. Da ricordare e da applaudire soltanto il gol di Cicirelli che con un destro a giro non lascia scampo a Gelmi. È il minuto 30 ed il Catania è in vantaggio. A quel punto sembrano alte le probabilità di vittoria, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, specie quando c'è di mezzo il Monopoli. Il Catania non chiude la gara, Albertoni, subentrato a Beters, messo KO da un guaio al ginocchio, si supera in più occasioni. La prima al minuto 34 nega la gioia del gol a Tommasini. La ripresa si apre con l'espulsione di Ferrini, autore di una entrataccia ai danni di Bois, rosso diretto e ospiti in 10. Ma i pugliesi non demordono e nonostante l'inferiorità numerica acciuffano il pari con Bizzotto che sfrutta una dormita difensiva e sigla l'1-1. Lucarelli attinge dalla panchina ma la stanchezza prende il sopravvento annebbiando le poche e confuse idee degli etnei a cui non bastano i numerosi cambi. Il Catania, rivoluzionato dal mercato di riparazione, non risolve i suoi problemi. Cambiano gli uomini, non la mentalità e soprattutto non il gioco che continua ad essere poco produttivo, specie in attacco, sempre più sterile. Negli spogliatoi è lampante la delusione di Lucarelli. I fischi sono meritati, c'è poco da dire, li prendiamo e li accettiamo perché secondo me la squadra è partita anche molto bene, poi una volta rimasti in superiorità numerica probabilmente dal punto di vista fisico abbiamo avuto un calo e questo ha fatto sì che andassimo un po' in confusione e poi il resto della partita l'abbiamo visto, abbiamo avuto anche poco dalle sostituzioni, quindi è giusto oggi io per primo in prima fila a prendersi i fischi. Emanuela, cosa dicono i quotidiani di questo oggi? Proprio le parole di Lucarelli sono in primo piano, lo vediamo sulla Sicilia di oggi, appunto i commenti del dopogara. Lucarelli, i fischi sono meritati, abbiamo pagato un calo fisico, il mea culpa del tecnico che dice appunto eravamo in superiorità numerica, in vantaggio di un gol, la partita era già chiusa, dovevamo gestirla meglio ed essere più cattivi in area. E vediamo anche in classifica dove si trova in questo momento il Catania, appunto a 29 punti. E poi ci sono anche i tifosi che sono chiaramente inviperiti, contestano a fine gara e chiedono ma quando vinciamo? Qui vediamo in queste due foto Lucarelli che riunisce il gruppo a fine gara, i giocatori sfilano sotto i settori del tifo beccandosi fischi meritati. Insomma, molta delusione per questa prestazione della Catania. Dai dolori del calcio però passiamo alle gioie del tennis. Vediamo la prima pagina della Sicilia, così come tutti i quotidiani di oggi, che scrive Super Sinner, storica vittoria del tennista azzurro agli Australian Open, slam a un italiano 48 anni dopo Panatta. Lui ha detto vivo un sogno e ha fatto un ringraziamento alla famiglia, ringrazio i miei. Vediamo le altre notizie. Assegno di inclusione.
La Sicilia all'incasso dall'isola e dalla Campania oltre la metà dei pagamenti dell'INPS. Entro mercoledì le nuove richieste. Leggiamo i dati dell'INPS sulla suddivisione regionale dell'assegno di inclusione, indennità introdotta in sostituzione del reddito di cittadinanza. Dicono che finora la metà delle domande sono arrivate da Sicilia e Campania. Entro mercoledì le nuove istanze, i beneficiari riceveranno un SMS con l'invito a recarsi in un ufficio postale per ritirare la carta sulla quale è accreditato appunto l'importo. Altre notizie, la politica, la convention di Forza Italia per scegliere i nuovi rappresentanti e quindi il derby dello Stretto. Schifani vuole fare il vice Tajani, gelo su Falcone, fan di Occhiuto. Dietro al gelo calato tra Schifani e Falcone il governatore diserta il congresso appunto etneo, c'è il derby dello Stretto dentro Forza Italia, scrive Mario Barresi in quest'articolo. Il governatore non ha aggredito la presenza tra gli altri ospiti di un fedelissimo del calabrese Occhiuto, tra i più accreditati rivali per il ruolo di vice Tajani. Il caso non finisce qui. E poi il dibattito sul ponte di Messina, il PD alla sfida della modernità. Vediamo altre notizie, il patto sull'Africa in primo piano per quanto riguarda invece la politica nazionale, l'intesa Meloni-von der Leyen, patto sull'Africa, il piano Mattei viene promosso dall'Unione Europea. Vediamo ancora, ci sono altre notizie ma entriamo dentro perché voglio farti vedere qualche approfondimento. Intanto parliamo di Etna. L'Etna è senza neve, operatori in tilt, ma adesso spunta l'escursione tra gin e musica. Gli impianti sono fermi, niente fiocchi bianchi, appunto gli imprenditori dicono vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Purtroppo questo è un inverno caldo che sicuramente non ha favorito l'attività sciistica soprattutto. E allora che cosa hanno fatto? Hanno pensato che nel fine settimana Piano Provenzana può attirare un grosso numero di gente con appunto queste degustazioni di gin in quota, musica e ballo, quindi non si scia, però diciamo è un altro modo per vivere la montagna, oltre al fatto appunto che si punta sulle escursioni. E poi c'è questo allarme di Coldiretti, lo vediamo sempre su questa pagina, in Sicilia manca il 13% d'acqua, sempre legato al clima, le temperature record nei giorni della merla che dovrebbero essere i più freddi dell'anno sconvolgono la natura dopo un 2023 che ha fatto registrare il calo del 14% di precipitazioni e una temperatura superiore a 1,14 gradi rispetto alla media per il 91-2020. Questo emerge appunto dai dati della Coldiretti. Andiamo a vedere la prima pagina invece della provincia di Catania, in primo piano la politica con appunto il congresso di Forza Italia. Falcone e Pesce sono i coordinatori azzurri. Falcone per quanto riguarda la provincia, mentre invece Massimo Pesce per quanto riguarda la città di Catania. Eletti responsabili per provincia e città al termine della giornata congressuale appunto di Forza Italia. In una sala gremita di simpatizzanti e dirigenti gli applausi per i 30 anni del partito. D'Agostino in Sicilia consensi a doppia cifra. Vediamo altre notizie. Il Carnevale ad Acireale che registra già un gran pienone alla prima dei carri, spettacolo appunto ad Acireale con l'esibizione delle 9 opere in concorso, tantissimi i turisti. Vediamo ancora nella Cese un'altra notizia, Aci Sant'Antonio i carabinieri sequestrano discarica abusiva di vetture, questo per la cronaca. E sempre per la cronaca a Catania, Movida, ci sono 2 denunciati per furto aggravato e 3 veicoli sequestrati. Ancora chiuso per 7 giorni un centro scommesse che era a ritrovo di pregiudicati. E invece a Fontana Rossa ruba ai varchi sicurezza un orologio di valore a un passeggero, deferita una donna che appunto è stata immortalata dalle telecamere mentre stava rubando. Sempre a Catania esplode una bombola del gas in una casa di via Maltese, grave un uomo, illesi i 3 figli.
Andiamo a vedere altre notizie sulla Sicilia, queste arrivano dalla zona ionica messinese. Ecco l'ospedale di Taormina in primo piano, reparti chiusi, mancano i medici, l'allarme della UGL per le difficoltà nell'organizzazione dell'ospedale. I sindacalisti Denaro e Sciotto denunciano lunghe code al pronto soccorso e la carenza cronica di personale, si rischia il collasso, bisogna intervenire. Lasciamo la Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. In primo piano vediamo Messina, i numeri, shock della crisi. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio, il 2023 si è chiuso con oltre 500 imprese in meno. A pagare di più sono negozi, edili e ristoranti. Stesso trend anche in provincia. Vediamo altre notizie. Allora, a Stromboli, Stromboli respinge l'offerta per il disastro provocato dal rogo. Ti ricorderai che durante le riprese di una fiction, appunto, è scoppiato questo rogo, soltanto 260.000 euro, questa dovrebbe essere l'indennizzo, e quindi l'isola dice di no. E poi vediamo Sinner in Australia, un trionfo da fenomeno, epica rimonta e prima vittoria in uno slam. In primo piano si avvicinano le festività pasquali e quindi siamo sempre all'interno della Gazzetta del Sud. Pasqua, volare, già un lusso, prezzi alle stelle per i siciliani. Torna il caro voli per un biglietto da Palermo-Catania per le città del nord, servono anche 500 euro. Più accessibili invece gli aerei per Roma. Allarme degli albergatori, servono interventi strutturali o sarà così a ogni festività. Quindi dopo un leggero calo si ritorna di nuovo a queste cifre. E poi andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, che appunto il tema del carovoli lo mette in prima pagina e scrive: Pasqua in vista e riesplode appunto il carovoli, il bonus Sicilia valido solo sulle tratte per Milano o Roma. Nei prossimi giorni i primi rimborsi, circa 400 euro, scrive invece il Giornale di Sicilia, per Bologna, Torino o Venezia, sempre dalla Sicilia. Andiamo a vedere altre notizie. A Palermo, sabato sera con rissa tra 20 ragazzi, pestato un uomo. Malamovida a Carini e a Palermo in via Spinuzza, vicino al Poseidon. La calma è tornata solo con l'arrivo poi dei poliziotti. Nel capoluogo ancora baby gang in azione. Anche qui la fotonotizia dedicata alla vittoria di Sinner agli Australian Open. Sinner ha fatto slam, il nuovo mito italiano. Medvedev battuto in 5 set. E poi vediamo nel taglio alto ancora altre notizie, i pericoli dell'intelligenza artificiale, false foto porno di questa cantante americana Taylor Swift. Ne parliamo tra poco perché ne parlano anche i quotidiani nazionali. E poi ancora Stromboli, che rifiuta appunto il risarcimento proposto dalla RAI per l'incendio del 2022. Ci fermiamo qui con i quotidiani siciliani, tra poco quelli nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, con Emanuela Corsi, i quotidiani nazionali. Sì, allora vediamo, l'uomo del giorno è sicuramente Sinner, lo vediamo in prima pagina su tutti i quotidiani. Partiamo dal Tempo, che scrive così: orgoglio italiano, trionfo di Sinner, Yannick entra nella storia, va sotto di 2 set, poi vince l'Australian Open. Meloni commenta impresa memorabile, Salvini campione vero, Schlein epico, politici uniti. Il tennista, uomo d'oro, ora vale 40 milioni e Amadeus lo vuole a Sanremo, e qui lo vediamo mentre alza la coppa. E poi vediamo anche Libero pure dedica l'apertura, Sinner d'Italia, l'uomo forte, scrive appunto Yannick batte Medvedev e vince l'Australian Open, poi ringrazia la sua famiglia e conquista tutti. Ancora Il Giornale, vediamo qui appunto la fotonotizia, lavoro, famiglia e la rimonta da slam, Sinner l'arci italiano che vorremmo essere, trionfo storico in Australia. E c'è anche La Nazione che scrive: è già storia.
Jannik Sinner vince il suo primo grande slam dopo una rimonta eroica. I miei genitori, lui ha detto nel suo discorso, la mia libertà, e poi l'intervista ad Alberto Tomba segnerà un'epoca perché lui era anche uno sciatore, ecco, aveva iniziato col calcio, lo sci e poi grande campione di tennis. Vediamo anche la verità. Sinner, una rimonta epica per entrare nella storia del tennis. E vediamo infine domani, ecco, rivoluzione Sinner, così cambierà il tennis. Le conseguenze del trionfo all'Australian Open, la vittoria del giovane campione è stata storica ed epica, sotto di 2-7 ha recuperato, ora la federazione italiana spera di attirare nuovi appunto adepti. Il Corriere della Sera, vediamo anche qualche approfondimento. Intanto il regalo di Sinner, soffre, rimonta e vince il primo slam Australian Open, Medvedev battuto in 5 set. Vediamo tra poco all'interno anche i tanti approfondimenti, ma intanto ci sono anche altre notizie. Raid in Giordania, soldati uccisi, soldati americani uccisi, dietro c'è l'Iran, attacco con i droni, 3 morti e oltre 30 feriti, l'accusa di Biden. Intanto si tratta sulla tregua in Medio Oriente, Israele, colloqui costruttivi. E poi cosa è accaduto in Turchia? Assalto nella chiesa italiana, Istanbul, terrore e un morto, arrestati 2 uomini, la rivendicazione dell'ISIS. Leggiamo ancora la minoranza cattolica, i timori che torni il tempo della violenza religiosa, la scelta di colpire in un luogo di culto. Andiamo all'interno del Corriere della Sera, che dedica tante pagine appunto alla vittoria di Sinner. Scrive ragazzo d'oro, Sinner nella storia del tennis, fantastica rimonta su Medvedev, lo vediamo appunto dopo l'ultimo colpo, si sdraia a terra e poi alza la coppa in queste foto e poi ci conquista a colpi di normalità. Lo stile, ecco, di questo giovane, qui lo vediamo da bambino che muoveva i primi passi su un campo da tennis. L'azienda Sinner, come abbiamo visto, vale già 40 milioni. Andiamo ancora a vedere altre pagine, sempre del Corriere della Sera. Sì, perché lui è atteso al Quirinale giovedì. Il discorso al Quirinale ha risposto: non l'ho ancora preparato, ho avuto un po' da fare. I miei genitori mi hanno visto andare via a 13 anni, ho voluto ringraziarli. Il forte rapporto con la famiglia che è stato sottolineato anche nel suo discorso. E poi vediamo questa intervista a Adriano Panatta. Jannik è fortissimo ed esporta sani valori, così aiuta la società. Le sue parole ancora dice: mi ricorda Nadal, uno che non molla, un 15. Il confronto, io a tenermi strette le vittorie non ci tengo, quello che ho fatto rimane a me. Ricordo chiaramente all'anno d'oro di Panatta nel 76, vinse prima gli internazionali d'Italia e poi ricordiamo il Roland Garros. Ma andiamo alle altre notizie, quindi non solo tennis. Istanbul, spari nella chiesa italiana, l'ISIS rivendica l'assalto, c'è un morto, arrestati 2 aggressori, le condoglianze di Erdogan al parroco e la vicinanza del Papa. E qui vediamo appunto in questa cartina dove è avvenuto questo attacco nella chiesa di Santa Maria. Ancora andiamo a vedere invece un'altra notizia perché come dicevamo si parla del piano per l'Africa, quindi crescita, materie prime e una classe media grande come gli Stati Uniti, la forza del continente africano e poi servono politiche sul campo più che fondi. Mohamud, presidente della Somalia, il conflitto nel Mar Rosso sta facendo tornare i pirati. In questa pagina del Corriere appunto si parla di estero, ma intanto andiamo a vedere la Repubblica di oggi che mette in primo piano un'inchiesta.
100 conflitti di interesse. Deputati, senatori, ministri, viceministri e sottosegretari possiedono quote in aziende che non hanno dichiarato, siedono in CDA e sono lobbisti di se stessi. Il caso Picchetto Fratin, titolare di incarichi che portano a un groviglio di rapporti con società che hanno legami con il Dicastero dell'Ambiente. Questa appunto è l'inchiesta di oggi di Repubblica e poi si torna a parlare dello scontro governo-stampa, Lollobrigida contro i giornalisti cresciuti a Champagne ignorano l'odore del letame. Queste le parole appunto del ministro. E poi vediamo qui Slam, Yannick nella storia piega Medvedev in rimonta dopo 48 anni, un italiano tra i re del tennis maschile. Attacco alla base degli Stati Uniti, Biden ispirato dall'Iran, 3 morti e 34 feriti, dicevamo, in Giordania. Andiamo a vedere all'interno invece questa inchiesta in primo piano, in apertura su Repubblica. Chi sono alcuni di questi parlamentari che hanno interessi in società o aziende? Li vediamo qua in foto, c'è Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, il ministro, la ministra Daniela Santanchè, anche Guido Crosetto, ancora Antonio Angelucci, deputato leghista, assieme al collega Salvatore Di Mattina, Cristina Rossello, deputata di Forza Italia, Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, e ancora nell'altra pagina, pagina 3, Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, c'è anche Matteo Renzi, senatore di Italia Viva, e poi Alessandro Zan, deputato del PD. Questi sarebbero alcuni dei nomi. E poi il caso di Picchetto Fratin, figlio e soci, un groviglio di poltrone che guardano al Ministero. Andiamo a vedere un'altra notizia che troviamo a pagina 4 invece di Repubblica. Gli italiani sarebbero delusi da sindaci e governatori. La fiducia è ai minimi e tiene soltanto al nord. Apprezzamento in calo nel 2023 rispetto all'anno precedente, effetto anche della fine della pandemia. Durante la crisi i cittadini si sentivano più protetti e quindi questo è il risultato appunto di questo sondaggio che oggi è stato pubblicato da Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa di oggi. In primo piano c'è il Papa, le parole del Papa: Gaza, subito i 2 stati. Esclusiva, intervista esclusiva a Francesco, attenti a parlare di guerra giusta, senza tregua si rischia l'escalation. Attacco intanto iraniano contro una base degli Stati Uniti in Siria, uccisi 3 soldati, decine di feriti, Biden dice ci vendicheremo. E poi c'è l'uomo dei sogni, Yannick Sinner, in questa notizia appunto con la coppa in mano dopo gli Australian Open. Andiamo a vedere il secolo XIX, anche qui il Papa in primo piano che parla di pace lontana senza il sì ai 2 stati. Siamo vicini all'abisso, è urgente un cessate il fuoco globale. Queste le parole di Francesco. E anche qui drone iraniano attacca una base statunitense in Siria. A Istanbul assalto a una chiesa cattolica. La Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo Taranto si ferma per l'Ilva, un grande corteo appunto per il Polo. Andiamo al Fatto Quotidiano, escalation, sempre più guerra. Primi 3 morti americani in Giordania, attacco con i droni, mentre a Parigi si tratta la tregua Israele-Hamas. E poi vediamo in alto il vertice Italia-Africa, da Meloni pochi soldi sul piano aria fritta, lo chiama così il governo, mette soltanto 2,8 miliardi e scrive tra parentesi se va bene. Vediamo altre prime pagine. Il Foglio.
Il Foglio oggi apre con il processo ai social, politicamente corretto, cancel culture, vittimismi e vittime vere della rete, dove i 15 minuti di celebrità profetizzati da Warhol possono tramutarsi in 15 minuti di gogna pubblica. Gli intellettuali si interrogano sulle regole del gioco in un ring sempre più violento. Un'indagine appunto oggi del Foglio sull'uso dei social e quali sono appunto gli effetti collaterali. E poi invece il dubbio, ecco qui, vediamo la caduta degli influencer, un altro tema di cui si parla tanto. Social, influencer, ecco, sono i temi molto dibattuti in questo periodo. Vediamo velocemente anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Lavoro, la mappa dei settori che non trovano addetti da assumere, dalla metallurgia al mobile, dal turismo alle costruzioni, la fotografia dei comparti dove è maggiore la carenza di personale. Ci fermiamo qui? Bene, allora fra poco i primi ospiti, ma intanto guardiamo subito il tempo che fa oggi. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per l'avvio della nuova settimana, sole e protagoniste eccetto sulla pianura padana, dove segnalo la presenza di banchi di nebbia. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Ci attende un lunedì con sole protagonista, cieli sereni o poco velati, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, solo localmente fino a mossi. Le temperature massime si manterranno ancora al di sopra della media del periodo, con punte di 15-16 gradi. Diamo un accenno anche alla situazione attesa poi in Sicilia per quanto riguarda la giornata di martedì, contesto ancora una volta di alta pressione, quindi il sole continuerà ad essere l'assoluto protagonista. Ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature massime, il clima sarà ancora mite con valori oltre i 15 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mystery Qui box. ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Che puntata. Alza la mystery box. Meglio che non cucini. Cosa? Vediamo che arriva prima. Taglia. 1, 2, 3, 4 e 5. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo un ospite, Graziella Tritelli, psicologa. Il tema che affronteremo oggi è di estrema attualità dopo il trionfo di Sinner nello slam, la psicologia nello sport. Ma è vero che ogni sportivo ha un mental coach, una psicologa o uno psicologo come lei? Mi permetta, magari, perché avere un allenatore mentale, che è di fondamentale importanza, indipendentemente se è un atleta che pratica l'agonismo oppure no, è di fondamentale importanza in quanto oggi i ragazzi sono veramente messi sotto stress e quando poi anche la competizione sportiva può fare delle pressioni, ecco che lo psicologo è sicuramente il professionista che può aiutare e può dare quella pillo in più al Ma anche lei è una mental coach di qualche sportivo? Sì, mi occupo di psicologia applicata allo sport già dal 2006, a parte lavorare all'interno di alcune federazioni, seguo molti sportivi. Molti? Più di uno quindi? Sì, nonostante siamo in Sicilia c'è questa apertura, perché molti appunto pensano che in Sicilia siamo sempre un po' indietro, e invece no, abbiamo sportivi, abbiamo delle federazioni, abbiamo palestre, abbiamo dei coach che sono veramente moderni, all'avanguardia, ecco. Perfetto, quindi lei che nel giro giusto ci dica questo gossip, ce l'ha Sinner un mental coach? Sì, starà sicuramente dietro le quinte, ma c'è, assolutamente. Non vi conoscete, non vi siete scambiati opinioni? No. Non ancora? Non ancora. Ma anche chi è? Che figura è il mental coach? Chi è? Uno psicologo? Allora, il mental coach è l'allenatore mentale, dunque è lo psicologo e si occupa dell'atleta. Ma come ci diventa? Ecco, dopo aver fatto un percorso di studi, quindi l'abilitazione
alla professione di psicologo attraverso un master o dei corsi. Sono specifici per la materia. Quindi sono corsi per... Oppure master. In Italia viene spesso usato in modo forse molto inflazionato il mental coach, però di fatto il mental coach è lo psicologo. Lo psicologo. Ma adesso naturalmente l'attualità ci impone di parlare di tennis, però non è vero che solo nel tennis, per esempio anche nel calcio ci sono... Assolutamente, infatti dal 2006 sono proprio all'interno della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Sicuramente c'è da dire che la FIT, Federazione Italiana Tennis, è sicuramente tra le federazioni un po' più, mi permetta, più avanti, in quanto proprio ha adibito dei corsi specifici per preparatore mentale di primo e secondo livello, dove necessariamente richiedono l'abilitazione. Ma quindi si può fare qualche nome? Si può fare qualche nome o c'è il riservo da... Allora, da alcuni atleti ho l'autorizzazione per poter, diciamo... Per esempio? Ma per esempio sono nello staff tecnico dell'Equipe Orizzonte, quindi ecco. Serie A. Qui parliamo oppure di pallanuoto. Pallanuoto, e parliamo anche di quindi squadra. Poi il nostro catanese che ha avuto appunto il pass olimpico, Salvo Cavallaro, quindi anzi ricordo un bellissimo aneddoto quando lui ai mondiali preparatissimo, mirato come dire, all'obiettivo, quindi con un buon goal setting, come diciamo noi specifici nel nostro linguaggio. Ebbene, un mese e mezzo prima si ruppe il legamento del braccio ed è stato lui partì lo stesso, nonostante insomma ha avuto l'intervento, la riabilitazione, la sua preparazione mentale era al top. Ora, lui fece in quell'occasione bronzo. Io ho sempre detto che è un bronzo orato, se così bronzo si può orato, l'ho definito così perché alle sue condizioni prima, un mese e mezzo prima poi è il suo strumento di lavoro, il braccio, quindi... Ma un caso di cui si è parlato parecchio è quello di Danilo nella Juventus, che era un po' giù e invece adesso poi si è ripreso alla grande, è vero? Sì, anche lì, forse facciamo un attimino, non teoria, però ecco, la performance sportiva come si raggiunge? Si raggiunge attraverso una buona preparazione fisica, quindi dove il muscolo è protagonista, la velocità, la respirazione, una buonissima preparazione tecnica, tattica, specifica magari della disciplina sportiva, e una buona preparazione mentale. Quindi voi intervenite noi ci occupiamo di questo terzo a quel livello addizionale. Lì. Ci deve essere prima naturalmente quello che è indispensabile, insomma. Certo, sicuramente l'umiltà, sicuramente le condizioni, una buona abilità mentale. Perché parlo di umiltà? Sinner, uno dei più grandi esempi di umiltà. Pelé. Perché l'umiltà dà l'opportunità anche al professionista di andare oltre. Quando non c'è l'arroganza, diciamo che prepara il terreno per fare un buon lavoro di psicologia. Antonio Conte era uno che anche lui si è fatto affiancare da una mental coach, è vero? Sì, anche qui c'è sempre quel lead in più, ecco. Io spesso faccio un esempio, le Olimpiadi. È fuori di dubbio che chi arriva a qualificarsi per le Olimpiadi è al top, fisicamente, tecnicamente, perché uno vince e 4 no. Ecco, lì se la giocano molto sul mentale. Esatto, e anche ieri molti hanno osservato quando Sinner era sotto di 2 set, avere i nervi saldi è stato fondamentale, gli ha consentito poi questa straordinaria vittoria, e molti lo attribuiscono al fatto che è abituato a questo da personaggi come voi, come da lei. Riprendere, ecco, la resilienza, riprendere e spendere tutto per il proprio goal setting, per il proprio obiettivo. Ci può fare un esempio così per cominciare? Che si dice? Che cosa, su cosa puntate? Si fa riferimento alle potenzialità che ha l'atleta,
Infatti non si chiama mai uno psicologo a ridosso dell'esame, della gara, quindi della competizione, perché lo psicologo deve conoscere la persona, Quindi è lì che si lavora. Sarebbe troppo tardi, deve intervenire prima. Può essere un intervento molto blando. Un intervento troppo blando, sì. Anche abbiamo detto, a Catania c'è l'Orizzonte, che queste come squadra proprio hanno... Sì, grazie alla Presidente, all'allenatrice, a tutta l'equipe Orizzonte, hanno creato quello spazio giusto affinché anche ci possa essere coesione di squadra, una buona mediazione tra le atlete e tra allenatrice e squadra o singolo atleta. Lei già ha accennato prima, nelle scuole calcio della FIGC adesso diventa istituzionalizzato di fatto. Sì, specialmente da quando la FIGC ha istituito le scuole calcio d'élite, a maggior ragione, lì è d'obbligo avere lo psicologo. È d'obbligo? Sì, per essere certificati come scuole calcio d'élite occorre che ci sia lo psicologo all'interno. Quindi anche da piccolissimi, a che età cominciano? Beh, lo psicologo non lavora solo sulla prestazione prettamente sportiva, quindi circoscritta, ma anche sulla persona, quindi il bambino, il ragazzino che deve vivere lo sport in termini positivi. Anche lì non deve essere sottoposto a stress, oppure le dinamiche anche di gruppo nella squadra. Aspettative eccessive forse, o aspettative, no? Specialmente nel calcio è molto facile cadere in questo. E poi anche lo psicologo osserva molto le dinamiche all'interno dello spogliatoio, che spesso poi si riversano sul tappeto verde. Certo. Quindi è estremamente importante, ma addirittura a 4-5 anni già si cominciano a frequentare, sì? Sì, ma non c'è un incontro specifico con lo psicologo, ma lo psicologo incontra la squadra, lo psicologo in quei contesti lavora molto con il mister, che insomma dà delle direttive su come anche dare, impartire la psicopedagogia, ecco, in qualche modo. Ci vorrebbe forse lo psicologo anche dei giornalisti, o no? Che dice? Assolutamente sì. Lo psichiatra. Beh, non esageriamo adesso. Va bene, grazie per il suo importante contributo, ci ha aperto uno squarcio in un mondo che non conoscevamo tanto, ma abbiamo capito adesso quanto sia importante. Ma quelli che vincono e non ce l'hanno esistono oppure è soltanto una nostra illusione? Esistono, ci sono, perché io dico sempre si perde tutti insieme, si vince tutti insieme, non è sempre solo grazie al contributo dello psicologo, ma sicuramente fa una grande parte. Perfetto. Graziella Zitelli, grazie per essere stata con noi. Grazie Buon a voi. Buon lavoro, quindi, allora, buona continuazione con i suoi prossimi campioni. Noi ci fermiamo qui, fra pochissimo un'altra ospite. State con noi. Nel frattempo la notizia è andata a fuoco lo chalet Sud a Marina di Modica, e hanno completamente distrutto questo locale. Vedete esattamente, queste sono le immagini di questo locale che è andato distrutto nella frazione rivierasca di Marina di Modica. Sono riusciti a spegnere le fiamme poi i vigili del fuoco, ma questo è il momento in cui il fuoco sta divampando al massimo. Pensate che proprio un mese fa era stato acquistato questo chalet da parte di un gruppo imprenditoriale e curiosamente, in maniera impressionante, neanche un mese dopo è andato distrutto. E tra l'altro questo incendio non c'entra niente con quello che stiamo per dire, però 10 anni fa coincide quindi con l'anniversario di un altro rogo. Nell'estate del 2014 è stato distrutto un altro ritrovo estivo, l'Itaparica, oggi sede di un hotel. Comunque questo è l'anniversario, ma in realtà quello che è andato distrutto completamente, come avete visto, lo chalet Sud a Marina di Modica. Era con noi nel frattempo, l'avete intervista nell'inquadratura larga, Maria Grazia Interdonato, che è presidente di Messina Servizi Bene Comune. Giovedì celebreranno a Palazzo Zanca a Messina il fatto che loro hanno l'ambizione di arrivare molto presto
Alla differenziata quanto? 65%. 65%, pensate che per dire Catania è 22, Palermo è 15,2, siete sopra Roma, Genova, Napoli, Bari, sopra di voi c'è solo Padova, Bologna, Venezia, Milano con oltre il 60%. Complimenti, naturalmente, superare la soglia del 65, attualmente a quanto siete? Chiudiamo il 2023 quasi al 56% di raccolta differenziata. 53-47 con una crescita? Con una crescita dal 2000, noi siamo partiti nel 2018 che eravamo quasi al 18%, abbiamo chiuso il 2022 col 53,47%, il 2023 col 56%. 56%. Complimenti, veramente. Grazie. Come avete fatto? Come ci siete riusciti? Può servire anche agli amministratori che sono in ascolto. Ma questo è stato un percorso che è iniziato nel 2018 con l'allora sindaco Cateno De Luca, oggi prosegue con l'attuale sindaco Federico Basile. Abbiamo rivoluzionato la gestione dei rifiuti in città, abbiamo eliminato tutti i cassonetti e avviato un sistema di porta a porta integrato. Devo dire Quindi, che... eliminati i cassonetti, sì. Porta a porta integrato, cioè significa completo. Sì, completo significa che tutti i cittadini ogni mattina espongono il proprio rifiuto in base al calendario e poi la società, quindi la Messina Servizi, raccoglie in base naturalmente al calendario i rifiuti differenziati. La popolazione l'ha accolta con disponibilità notevole per arrivare a questi progressi così impetuosi, perché 10 punti per dirne uno, dal 21 al 22, 10 punti in un anno è impressionante. Sì, è impressionante perché il 2021 è stato proprio l'anno che noi abbiamo eliminato l'ultimo cassonetto, perché noi abbiamo fatto a step, abbiamo suddiviso la città in 3 aree, micro aree, quindi siamo partiti in ogni micro area della città e poi alla fine abbiamo nel 2021, il 22 maggio del 2021 abbiamo eliminato l'ultimo cassonetto e da lì quindi parte il servizio completo in tutta la città e quindi si arriva a guadagnare addirittura 10 punti tra il 2021 e il 2022. È da notare che siete già sopra la media nazionale, perché sì. la media nazionale è, se non sbaglio, il 64, no? Sì, diciamo che siamo tra le città del sud che ad aver raggiunto una buona percentuale, siamo la prima città metropolitana in Sicilia, quindi diciamo abbiamo sfatato un po' il mito della in Sicilia non si può fare o nelle città metropolitane è difficile, noi invece abbiamo dimostrato che è fattibile. Anche lì guadagnare buona percentuale di raccolta differenziata e soprattutto abbiamo aiutato la Sicilia a raggiungere anche il 50% di raccolta differenziata perché abbiamo contribuito con il nostro successo ad aumentare anche il livello regionale. Oggi la Sicilia, ora la Sicilia è complessivamente 50%, abbiamo superato il 50%. Che se teniamo conto della media nazionale del 64 non è lontanissima dalla media nazionale, però questo è proprio grazie a Messina. Allora, quanto conta l'impegno dell'amministrazione e quanto invece la disponibilità, il senso civico eccetera eccetera dei cittadini? Ma è fondamentale, infatti la nostra fortuna è stata proprio quella, è fondamentale avere da una parte un'amministrazione decisa e noi lo abbiamo avuto nel 2018 con l'allora sindaco Cateno De Luca che ha percorso questa strada prendendo anche delle decisioni che all'inizio non sono state ben accettate dai cittadini. Ricordo per esempio gli amministratori di condominio abbiamo avuto anche dei ricorsi al TAR che poi il comune invece ha vinto, quindi diciamo è un percorso che noi abbiamo. Quindi una certa resistenza c'è stata sì. Quindi si supera con un atteggiamento deciso. Assolutamente, si supera con un atteggiamento deciso nel voler continuare e non farsi fermare da quelle che poi possono essere naturalmente anche dei ricorsi. Abbiamo avuto ricorsi al TAR, amministratori di condominio che non volevano adeguarsi al nuovo sistema, però devo dire che la fase proprio la decisione dell'allora sindaco di voler
proseguire su quella strada ci ha portato poi naturalmente anche alla consapevolezza dei cittadini che quel sistema comunque stava iniziando a funzionare. Però in altre città, non faccio i nomi, si dice ma poi noi ci sono le microdiscariche e allora lì noi possiamo intervenire, il giorno dopo di nuovo ricominciano da capo. Voi avete avuto forme di, come dire, di resistenza concreta, non solo... Sì, noi li abbiamo avute e continuiamo ad averle, nel senso che sono moltissimo diminuite quelle che sono le discariche abusive, no? Che sono poi causate da quei cittadini che non vogliono adeguarsi al nuovo sistema, che continuano ad abbandonare i rifiuti, e lì anche l'amministrazione deve naturalmente dare il proprio contributo con il controllo. Noi abbiamo proprio una squadra... Il controllo si fa con le telecamere o si fa con la circolazione dei mezzi che passano periodicamente? Come si fa? Noi abbiamo una squadra di polizia municipale, abbiamo degli agenti di polizia municipale che si occupano proprio di questo, dell'abbandono dei rifiuti illeciti, quindi controllano il territorio anche attraverso quello che è un sistema di telecamere che addirittura nel 2023 abbiamo ampliato e continueremo ad ampliare anche nel 2024. E poi abbiamo comunque una programmazione per cui la Messina Servizi, sempre d'accordo con quelle che sono le attività della Polizia Municipale, va a bonificare lì dove purtroppo ancora abbiamo qualche resistenza da parte dei cittadini. Però naturalmente la differenziata non è una questione di polizia, è una questione soprattutto di crescita culturale, di informazione, eccetera. Quindi avete fatto un lavoro anche di informazione, immagino, sì, porta a porta, avete informato, avete distribuito volantini, come vi siete organizzati? Abbiamo consegnato a tutti i cittadini un calendario, abbiamo incontrato la maggior parte delle scuole già dal 2018, formando quelle che sono anche le nuove generazioni, quindi partendo proprio dagli istituti scolastici. Abbiamo anche fatto degli incontri all'interno delle parrocchie, quindi diciamo che una buona raccolta differenziata si avvia anche attraverso quella che è la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini. Secondo me soprattutto, naturalmente. Ora, non a caso, guardate che cosa hanno organizzato come promozione a Messina. Eccola, guardate, l'avete riconosciuta chi è? Sì, è proprio lei, Maria Grazia Cucinotta. Che faceva la Cucinotta? Nel 2018 quando abbiamo avviato, nel 2019 quando abbiamo avviato proprio il sistema di porta a porta, abbiamo scelto lei come testimonial. La Messina fa differenza anche con te. L'abbiamo proprio scelta come testimonial per avviare e quindi comunicare ai cittadini quanto fosse anche importante differenziare, proprio quello che dicevamo poco fa, sensibilizzare il cittadino, perché poi alla fine... Ora, non so se riusciamo a vederlo, lo riusciamo a vedere con sonoro, audio, sonoro. Non è lungo, no? Quanto sarà? Non è lungo. Una cinquantina di secondi. Proviamo, dai. Senti, becca la cucinotta. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Mischiare i rifiuti significa non preservare il futuro. Differenziamo. Beh, bellissimo. Beh, bellissimo, altro che 50, questo sarà... La cucinotta. Ti becca la cucinotta, saranno 20 secondi, 30 forse. Sì, sì. Beh, molto carino poi. Sì, ma... Di grande efficacia, devo dire, con la bambina, con la cucinotta. Sì, ma infatti utilizzare proprio la bambina, no? Le nuove generazioni, è proprio da lì che bisogna partire, ma infatti noi puntiamo... noi da quando è iniziato l'anno scolastico 2023 abbiamo già avviato diversi incontri con le scuole, che devo dire anche attraverso gli insegnanti e i dirigenti sono sempre sensibili su quelle che sono le tematiche ambientali. Questo è un altro punto, l'intervento dell'amministrazione nelle scuole, in modo che poi siano gli stessi ragazzi che stimolano, un po' come abbiamo visto nel promo di poco fa, a stimolare i genitori, la famiglia a dire ragazzi no, bisogna fare la differenziata, e hanno capito qual è il senso del riciclo, eccetera eccetera. Ma noi abbiamo fatto di più, abbiamo firmato un protocollo d'intesa proprio con il provveditore agli studi di Messina. Il protocollo si chiama Messina 2030 e riunisce tutte le partecipate del comune, compresa anche la Messina Servizi, ma anche la società che si occupa della riscossione
risorsa idrica piuttosto che dei servizi sociali, è proprio per andare all'interno delle scuole a formare i ragazzi su quelle che sono tutte le tematiche ambientali, sociali. Quindi noi proprio questo protocollo ci permette proprio all'amministrazione di interagire e quindi di creare questo collegamento fondamentale con gli istituti scolastici. Certo, assolutamente sì. L'ultima domanda che le voglio fare, non la voglio mettere in imbarazzo politicamente, non mi interessa nulla, ma sugli inceneritori, che adesso dovrebbero essercene 2 in Sicilia, visto che Schifani è commissario, poi ci sono i subcommissari, uno per Catania e uno per Palermo. Voi siete favorevoli? L'amministrazione ne ha parlato, solo quello non voglio mettere. No, ma diciamo che gli termovalorizzatori, termoutilizzatori hanno varie... La parola giusta è termovalorizzatori. Ma sono fondamentali laddove si parte comunque con la raccolta differenziata. Ecco. Quindi se prima non si avvia in tutta la Sicilia e anche le altre 2 città metropolitane non partono con la raccolta differenziata, possono servire solo e soltanto quando si raggiunge una buona percentuale di raccolta differenziata. Ecco, questa è la morale importante. Adesso vediamo l'ultima cosa, il convegno di giovedì 1 febbraio e poi liberiamo la nostra ospite. C'è l'immagine per fare giovedì a Palazzo Zanca a Messina, eccolo qua, vedete? 65% e oltre, la virtuosa gestione dei rifiuti nella città metropolitana di Messina. Salone delle Bandiere, Palazzo Zanca, Messina, ore 9:30 giovedì. Complimenti a Maria Grazia Interdonato, complimenti alla vostra amministrazione. Poi dopo giovedì ci racconterete e poi dopo noi racconteremo ancora gli altri successi di Messina e speriamo che le altre città vi seguano il vostro esempio, quelle soprattutto che sono indietro. Almanacco adesso, buongiorno Sicilia. Il caffè, come ormai sappiamo, è una delle bevande più amate e consumate nel nostro paese. Ma perché limitarsi a berlo quando la sua polvere e i fondi che restano dopo la preparazione possono essere utilizzati anche come rimedi casalinghi? Per la pulizia degli scarichi, i fondi di caffè possono essere diluiti in acqua e versati lungo gli scarichi di lavandini, vasche da bagno e WC, in modo da assicurare la loro pulizia. Usali 3 volte a settimana per mantenere le tubature in perfette condizioni. Se le prime tracce dell'hamburger risalgono all'antico Egitto, quando veniva consumato sotto forma di polpetta, è a cavallo del XVIII e XIX secolo che si fa strada col nome di Hamburg Stick in onore di Amburgo, la città in cui la bistecca di carne tritata e pressata ha avuto per la prima volta un nome. Oggi vi parlerò di un modo di dire molto comune: essere l'ultima ruota del carro. Si usa per descrivere una persona che viene o si sente trascurata, messa da parte o chiamata solo quando serve. L'origine di questo modo di dire risale al mondo contadino. I carri agricoli, oltre alle 4 ruote, ne avevano una quinta, che era una ruota di scorta, usata solo in caso di emergenza. Questa ruota era considerata inutile perché difficilmente si rompeva una delle altre 4. Così sentirsi l'ultima ruota del carro vuol dire essere come quella ruota di scorta che viene tenuta solo per precauzione. Eccoci in diretta di nuovo, buongiorno Sicilia, pronti per cominciare la settimana con l'illuminazione di Marco Amato. A te Marco, quella che bella assassina e che manico, eh? Non ha l'audio. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Evviva, complimenti a te. Grazie. Oggi iniziamo la settimana celebrando un bel trionfo e un gran campione. È una Sua Maestà Leone, è Jannik Sinner, bravissimo tennista che ha fatto un miracolo perché è uno degli unici 3 italiani, assieme a uno dei quali è Panatta,
che ha conquistato tutto il conquistabile possibile, insomma, e che adesso festeggia. Ne avevamo già parlato tempo prima, proprio a Buongiorno Sicilia, e le previsioni dell'astrologo per questo leone erano assolutamente favorevoli. Ebbene, la configurazione astrale, proprio perché ha vinto proprio con la luna nel suo segno, quindi una celebrazione importantissima che riguarda una preparazione atletica, una carriera assolutamente precoce, veloce e sfolgorante. Il nostro altoatesino, perché Yannick è di quella parte dell'Italia, si è assolutamente distinto in una maniera eccellente proprio nel suo sport, augurandogli infatti tutte le glorie che toccano al re dello zodiaco, quindi al leone, e vincendo proprio con la luna nel segno inaugura un anno in cui proprio Plutone e tanti altri pianeti lo spingeranno a dare un di più. Vediamo se riusciamo ad azzeccare un'altra previsione. Beh, c'è il Roland Garros ancora da disputare. Ebbene, l'astrologo dice che ce la farà e questo campione italiano porterà a casa un'altra vittoria assolutamente luminosa come il suo segno zodiacale vuole. Questo inizio settimana mi piace moltissimo proprio perché porta appunto luce, porta bellezza. La luna oggi è in Vergine e sta automaticamente mettendo in ordine e razionalizzando un po' tutto quanto, come una specie di rederationem in cui si computano i risultati. Ma quello che avalla di più questa armonia zodiacale è il fatto che la bella Venere, che è pianeta della luce, Venere è la prima stella della sera, è l'ultima a tramontare al mattino, infatti è Venere, Lucifero e Vespertina. Ha un bellissimo trigono con Giove, l'abbondanza e la regalità, e Marte con Urano, quindi va benissimo a tutti i segni di terra ma anche ai segni di fuoco. Ne beneficiano quindi sia gli aria che gli acqua, e vediamo un po' lo zodiaco cosa dice. Prima tra tutti quest'oggi voglio mettere il fuoco: Ariete, Leone e Sagittario, assolutamente molto più capaci di ingrandire ed espandere e ambire a tutta una serie di progetti importanti. Metto in seconda posizione di terra, ottime soluzioni per Toro e Vergine, che finalmente trovano delle strade ideali per svolgere le loro attività e anche per nutrire dei progetti ambiziosi, un'epoca di restaurazione ma anche di incremento. Capricorno, beh, quello sta benissimo, lo dico da settimane ormai, ma si sta concentrando soprattutto sull'amore e sulla costruzione di un progetto nuovo. Gli Aria, gli estrosi e fantasiosissimi Aria, gemelli, abbiamo una condizione zodiacale che vi fa sentire per adesso un po' messi da parte, ma state lucubrando moltissimo, perché stare fermi nello zodiaco in realtà significa interiorizzare alcune cose necessarie. Bilancia, assolutamente ottimo l'inizio settimana perché si apre proprio con una bella notizia, arrivano dei responsi importantissimi e la Bilancia soprattutto recupera in amore in una maniera assolutamente eccellente. Acquario, estroso e fantasioso più che mai, questa settimana iniziano dei progetti nuovi e vi tuffate in un nuovo mood. In bocca al lupo, cari Acquario. Dulcis in fondo i segni d'acqua. I segni d'acqua che per natura sono emotivi, dolci, empatici, ma la configurazione dei pianeti di oggi inaugura una settimana in cui soprattutto Cancro e Scorpione saranno attentissimi a volere delle cose nuove, anche a progettarne di altre molto ambiziose, soprattutto lo Scorpione. Il Cancro molto più affettive e dedicate ad una dimensione più lavorativa. I pesci, latitanti un po' e persi nel loro mondo di sogni, lavorano invece da un'altra parte e con dei progetti che riguardano più la loro vita personale. Quindi in bocca al lupo a tutto lo zodiaco, buon inizio settimana e buon lunedì Sicilia. Altrettanto Marco, e buon caffè a te. Abbiamo ancora una notizia, Emanuela? Sì, te ne posso dare due veloci. Allora, intanto i falsi nudi di Taylor Swift che scuotono la Casa Bianca, che dice bisogna tutelare le star dall'intelligenza artificiale. Questo è uno dei rischi dell'intelligenza artificiale, cioè girano delle foto che non sono autentiche, in questo caso di Taylor Swift nuda. E poi Irama verso Sanremo, dice
basta eccessi e orpelli, adesso mi ispiro a Guccini. Il cantante sarà in gara con Tu no a Sanremo, un brano legato alla perdita, poi lui duetterà nella serata dei Big con Cocciante. Il 29 gennaio 1884 in Inghilterra esce il primo fascicolo di questa qua, guardate, la più importante dizionario inglese, l'Oxford English Dictionary, un vero e proprio tesoro per gli amanti della lingua di Shakespeare. E passano solo 2 anni e siamo nel 1886, quando un ingegnere tedesco di nome Karl Benz cambia per sempre la storia dei trasporti. Il 29 gennaio di quell'anno, infatti, Benz brevetta la prima automobile della storia alimentata con una sostanza che lui stesso appunto chiamerà benzina. Guarda che macchina che c'era allora. Poi continua pure. Facciamo un salto in avanti di quasi un secolo e arriviamo al 1972. Il 29 gennaio di quell'anno, infatti, la Cassazione italiana vieta la proiezione del film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, il film che ha come protagonisti Marlon Brando e Maria Schneider. Ha suscitato scandalo per delle scene abbastanza esplicite. Censura, mamma mia. Nello stesso giorno, nello stesso anno, cioè 29 gennaio 1972, viene però proiettato per la prima volta un altro film che farà la storia del cinema, eccolo qua, Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Si tratta di satira politica sui rischi di una guerra nucleare, con Peter Sellers che interpreta 3 ruoli diversi. Il film si conclude con una delle scene più famose e paradossali della storia del cinema, il cowboy che cavalca una bomba atomica. È una scenetta di grande attualità sempre. Continuiamo, passa una ventina d'anni e siamo nel 1966, quando il 29 gennaio il Teatro La Fenice di Venezia, eccolo qua, lo vedete? Ancora con il fumo, viene distrutto da un incendio, è il secondo della sua storia. Il nome La Fenice richiama infatti l'uccello mitologico che risorge dalle proprie ceneri. Il 29 gennaio del 2014 invece nasce a Torino la FCA, Fiat Chrysler Automobiles, una società che riunisce i marchi automobilistici italiani e statunitensi. La fusione, voluta da Sergio Marchionne, ha lo scopo di creare un gruppo globale capace di competere con i giganti del settore. E poi il 29 gennaio del 2022 invece si scrive una pagina importante della storia politica italiana. Sergio Mattarella viene rieletto presidente della Repubblica Italiana con 759 voti, il secondo più alto risultato nella storia della Repubblica. Eccolo qua il nostro presidente che salutiamo. Passiamo ad altro per concludere. Il 29 gennaio del 1951, l'avete riconosciuto, questo è Lucio Dalla, inizia la prima edizione del Festival di Sanremo, la manifestazione più seguita. Tra poco ci sarà il Sanremone che ci aspetta. Il festival nasce per promuovere il turismo e la canzone italiana. Inizialmente si svolge nel Casinò di Sanremo e fra i cantanti che hanno partecipato tutti, c'è anche il grandissimo Lucio Dalla. Qui lo vedete. Nel 72 ha cantato Piazza Grande e benché la canzone sia diventata poi un classico famosissimo, allora non è stata accolta dal pubblico che era abituato a brani più semplici, troppo complicato Lucio Dalla per il pubblico di Sanremo, e quindi si è classificato ottavo posto Piazza Grande. Invece è diventato un trionfo assoluto e tuttora ricordiamo Lucio Dalla con Piazza Grande, che vi dedichiamo insieme con una buona giornata. Arrivederci, a domani. A domani. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fa metti i mercanti come me, che non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Avrei bisogno di sognare anche, avrei bisogno di carezze, una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prego amore,
e amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Avrei bisogno di sognare anche avrei bisogno di carezze, lenzuola bianca.